Ecco, allora premetto che dobbiamo fare un distinguo tra il centenario che il Comune di Conegliano, l'azienda Carpenè e insieme anche alla nostra collaborazione si appresta a celebrare, che è diciamo quello della ricostruzione post bellica del primo conflitto mondiale, quindi la realizzazione, grazie all'ingegnere Bernardo Carpenè, di questa sede, quella nella quale ci troviamo oggi. E invece i 150 anni che noi celebreremo nel 2026, che sono proprio quelli dalla nascita della scuola enologica nel 1876. Quindi è importantissimo fare questo distinguo. Per quanto riguarda i fondatori, ovviamente io faccio riferimento a coloro che hanno fondato la scuola nel senso proprio anche di percorso formativo a Conegliano, di prima scuola enologica italiana. E quindi nel 1876 Antonio Carpenè e Giambattista Cerletti, che ebbero questa idea illuminata comunque di fare in modo che la scuola enologica nascesse e continuasse a operare nel nostro territorio. Beh, diciamo che ha una lunga storia, essendo poi la scuola enologica più antica d'Italia, parliamo di un anno di nascita del 1876. Diciamo che possiamo fare riferimento a delle grandi tappe, diciamo, nel senso che sul finire del 1800 appunto nasce questa scuola e poi negli anni successivi il convitto viene sviluppata moltissimo l'azienda agraria, perché anche con un confronto fatto rispetto a una scuola che è sostanzialmente dello stesso periodo, la scuola di San Michele all'Adige, quella di Conegliano non aveva diciamo, una quantità di terreno coltivabile adatta a una scuola enologica, non solo da un punto di vista laboratoriale ma anche da un punto di vista proprio di azienda agraria. Quindi fu sviluppata poi l'azienda agraria anche con una stalla, con una cantina e come le dicevo prima già con un convitto che ospitava studenti che arrivavano non solo dall'Italia ma anche dall'estero, per quanto era famosa la nostra scuola. Poi passiamo agli anni 20 e quindi proprio la ricostruzione post bellica. Ovviamente la guerra, la grande guerra aveva portato distruzione ovunque, compresa la scuola stessa, aveva compromesso anche il percorso formativo degli studenti e quindi nel 24, su un progetto che nasce nel 21 perché ci fu la posa della prima pietra, fu costruita proprio questa sede centrale grazie all'ingegner Bernardo Carpenè. E diciamo che è un periodo quello in cui viene realizzato anche il Parco della Rimembranza, che ricorda tutti i caduti ex studenti o docenti di questo istituto, quindi ogni albero che è stato messo a dimora in questo parco ricorda questi ex caduti. E sempre in quegli anni possiamo dire che nasce anche la Bottega del Vino, che era un luogo non solo di convivialità ma era un luogo anche di incontri, di conferenze e così via. Poi passiamo agli anni 30, quindi nasce la stazione sperimentale, perché c'era la necessità proprio di un istituto che si occupasse della ricerca in merito alle patologie della vite. Pensiamo solo alla filossera, che è stata devastante, quindi c'era proprio la necessità di far nascere un centro di ricerca che oggi è il CREA. La scuola enologica, che nasce come scuola enologica con un decreto, un regio decreto, diventa proprio istituto tecnico agrario. Ecco, queste sono le diciamo prime tappe. Poi abbiamo negli anni 40 e 50 la nascita dell'Unione Ex Allievi e grazie al professor Luigi Manzoni, che noi sempre ricordiamo soprattutto con il museo che è stato a lui dedicato dal 2016, è stato costituito nel 2016, la scuola dopo il secondo conflitto mondiale ebbe una ripresa. Dagli anni 80 a oggi possiamo dire che siamo passati proprio da scuola regia, scuola enologica, a un Cerletti Campus, cioè è diventata una scuola che ha accorpato proprio negli anni 90 l'istituto professionale di Oderzo e anche quello che era Colle Umberto, quindi sono stati inseriti all'interno della scuola che si è arricchita anche con un percorso professionale oltre che tecnico.
E poi negli anni, fine anni 90-2000, ricordo la costituzione dell'università, che è una sede distaccata dell'Università di Padova, sempre nel settore viticolo-enologico, e molto più di recente l'ITS, che da 10 anni garantisce un percorso post diploma di 2 anni nel settore agrario, insomma agroalimentare. Direi che le principali tappe sono queste. È evidente che poi, andando nello specifico, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma insomma era giusto per dare in una linea del tempo probabilmente i momenti più importanti, salienti, ecco. Allora, possiamo andare intanto indietro, andiamo indietro di un po' di anni, cioè parliamo della fine del 1800, e da qui, cioè sono usciti da questa scuola degli enotecnici davvero di grande rilievo. Mi riferisco in modo particolare a Spegazzini, a Bragato, a Gobbato e a Marescalchi. Questi sono di quell'epoca, diplomati in quell'epoca. Per quanto riguarda, ne cito uno, Romeo Bragato, ha portato la viticoltura in Nuova Zelanda e lì ebbe nel governo neozelandese di quell'epoca un ruolo importante dal punto di vista dell'agricoltura. La stessa cosa Celeste Gobbato, che ha fatto praticamente la stessa cosa in Brasile, oppure Spegazzini in Argentina. Più di recente, parlo degli anni 40, ricordiamo Vittorio Ronchi, che ebbe un ruolo importantissimo in quello che era il governo De Gasperi, proprio sempre nel campo dell'agricoltura e anche delle bonifiche, fu importantissimo proprio su questo settore. E ricordo anche il professor Miconi, ex allievo di questa scuola, che è diventato importante per quanto riguarda la chimica applicata alla viticoltura, per, diciamo, pensare al passato, ma ce ne sarebbero tantissimi altri. Arrivando al presente, partirei dal Presidente della Regione, il dottor Luca Zaia, che tra l'altro negli anni 90 ebbe un ruolo importantissimo da Presidente della provincia in questa scuola, perché c'era stato un momento in cui la scuola sembrava, cioè era un po' decaduta, diciamo così, per varie vicissitudini. La prese in mano, ovviamente investendo anche proprio a livello di finanziamenti della provincia, non solo sotto l'aspetto degli edifici, dei laboratori e così via, ma poi diede una grande spinta anche alla fondazione per l'insegnamento enologico e agrario a cui noi facciamo riferimento. E poi mi viene in mente Renato Varese, che è un incisore, pittore, adesso ha 98 anni, l'anno scorso è stato qui proprio quando c'è stato diciamo, l'incontro degli ex allievi di quell'epoca. Ma ricordo Riccardo Cottarella, che è presidente dell'Asse Enologi Italiano, cioè di tutti degli enologi italiani. Più vicino a noi, ma insomma altrettanto di rilievo, Piero Garbellotto, Sergio Tazzer, che è un giornalista, e poi ricordo anche il nostro presidente della Banca Prealpi e San Biagio, Carlo Antiga, che è ex allievo di questa scuola. Questo solo per citarne alcuni. Però che so anche quanta sensibilità tu abbia nei confronti anche nel mondo proprio femminile, vorrei anche ricordare la prima diplomata enotecnica in questa scuola nel 1909, che fu proprio Rosina Sacchi. Magari non ebbe, diciamo, quella notorietà poi nel tempo, però credo che davvero a quell'epoca fosse rarissimo per una donna frequentare una scuola che era prettamente maschile, invece oggi è assolutamente scontato, e quindi fu proprio la prima donna italiana a diventare enotecnico in questa scuola. Direi che sono parecchie, perché solo anche in questa sede centrale che è stata progettata da Bernardo Carpenè, noi sostanzialmente troviamo dal punto di vista strutturale gli stessi ambienti. Ovviamente furono concepiti per una scuola dell'epoca, e tra l'altro sono molto simili alla scuola enologica di Alba, alla scuola enologica di Ascoli Piceno, alla scuola enologica di San Michele all'Adige, perché probabilmente l'architettura
per questo tipo di scuole in quegli anni probabilmente era quella insomma, seguita dagli architetti, dagli ingegneri. Ma se solo penso alla bottega del vino o penso all'aula degustazione, indubbiamente sono spazi rimasti sostanzialmente inalterati, come tantissimi altri. Insomma, in questa scuola lo si può vedere anche dalla tipologia delle aule, dei soffitti. L'aula Gradoni, che noi chiamiamo così e che sostanzialmente riprende il concetto dell'aula universitaria, insomma tantissimi aspetti, cioè proprio luoghi anche di questa scuola sono rimasti tali e quali e vengono utilizzati ancora per la stessa finalità. Se penso all'aula degustazione, i nostri ragazzi imparano a degustare i vini proprio in aula degustazione.